Buongiorno a tutti ragazzi, continuano le scosse di terremoto in Toscana. Quindi l'ultima ragazzi è delle ore 14 di magnitudo 1,5, sempre Barberino, quindi si tratta sempre di Barberino di Mugello e Assoli 10 km. Quindi diciamo poi c'è stata alle 14 la 14 e 20 secondi un'altra di 1,1, poi alle 13:54 0,8. Diciamo ragazzi che ce ne stanno davvero un sacco, quindi 1,1. Ciao avvocatella, quindi davvero ce ne sta uno ogni 10 minuti, 20 minuti, quindi è una cosa continua, quindi 12,40 1,2, ma ce ne stanno davvero tante, 12,08 1,7. E comunque ragazzi è proprio una scia diciamo esagerata di terremoti diciamo di bassa magnitudo, quindi 1,8, 1,9, però diciamo che da stanotte, diciamo dalle 3 che sta tremando la terra, quindi diciamo più o meno avrà fatto un centinaio di scosse più o meno diciamo dalle 3 fino adesso, quindi aggiornato alle 14, quindi che ora sono 14:16, quindi questo è aggiornato. No, nessun danno, qualche cosa è caduto in casa alle persone, ste cose così, sono caduti tipo soprammobili, ste cose qua, ma nulla di che. Ciao Olivia, buon pomeriggio. Non ci sono danni a strutture, è caduto qualche ventilatore, qualche bicchiere, qualche cosa in casa, però a livello di danni a edifici o altre cose no, quindi persone no. Però qualche cosina si è mossa tipo in casa, è caduto qualche bicchiere, qualche piatto, sta roba qui sì, perché ho visto alcuni video dove è caduta veramente, diciamo, nelle cristalliere qualche bicchiere, qualche servizio da tavola, queste cose qua, diciamo, però a livello di persone o di edifici, no, no, niente danni alle persone, no. Purtroppo però, come diceva questo vulcanologo e sismologo, la Terra sta continuando comunque a tremare. Difatti, l'ultima scossa è quella delle 14 di magnitudo 1,5 a 10 km di profondità. Il problema è che ci sta proprio una sequenza esagerata, quindi dalle 3 fino alle 2, che sono le 2:17 minuti, ci saranno state oltre 100 scosse, diciamo, di bassa magnitudo e anche di 3, di 4, poi c'è stata quella di 4,5 stamattina. Diciamo che ce ne stanno davvero un sacco, ragazzi, quindi diciamo che è una sequenza proprio perché se andate sull'INCV leggerete. Sì, 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 no, no, è favorevole, il tempo sì, te lo posso dire in tempo reale, in effetti, quindi penso di sì perché ieri meteo Toscana, vediamo cosa ci dice, però dovrebbe essere bene. Allora, meteo. Sì, sì, 14 gradi e soleggiato, quindi domani sarà soleggiato lo stesso e mercoledì lo stesso, quindi precipitazioni 0%, quindi non credo proprio che potrà piovere, quindi Barberino del Mugello, andiamo proprio lì. Sì, a Barberino del Mugello ad esempio ci stanno 11 gradi, quindi è soleggiato, al massimo nuvoloso, però non ci sta nessuna pioggia, nessun. No, no, qui incomincerà a piovere forse giovedì, venerdì, quindi diciamo nel fine settimana, quindi fino a mercoledì sarà bel tempo qui a Barberino del Mugello, quindi no, no, il tempo è buono. Qui ci sta scritto danni solo a qualche cosa in casa, sì, sì, però sta, diciamo, continuando questo sciame sismico, quindi speriamo che si ferma, come hanno detto, quindi sempre massima attenzione, perché comunque può esserci una scossa più forte, hanno detto, come non ci può essere, quindi sempre ragazzi massima attenzione, quindi purtroppo ve lo dico, sta continuando la scia sismica, anche se di bassa magnitudo, quindi aprite gli occhi perlomeno chi abita, diciamo, in quelle zone lì facesse attenzione. No, no, hanno detto che può continuare come può finire, quindi non lo sanno, in effetti non lo possono sapere.
però dicono di fare massima attenzione, quindi di avere sempre un occhio di riguardo, perché può finire ma può peggiorare, quindi non hanno detto così, hanno detto può anche peggiorare, quindi diciamo che sta continuando la bassa magnitudo, quindi due sono le cose hanno detto, o avviene una scossa di terremoto più forte e finisce, oppure va a scalare e poi mano a mano, diciamo, invece di ogni ora diventa ogni 2 ore, ogni 3 ore, e poi affinché non finisce, quindi però per il momento qua ogni 10-20 minuti si ha una scossa, quindi l'intervallo per il momento è ancora bassissimo, cioè ogni 10 minuti, 20 minuti ci sta una scossa, quindi anche se la popolazione non la sente, però ci sta, quindi in effetti sottosuolo si muove sotto, quindi anche se, ripeto, non la sente la popolazione, però l'INGV lo registra, quindi comunque, diciamo, la sentono loro, quindi poi ci stanno scosse di 2-3 che sentono pure la popolazione, come stamattina, che ce ne sono state un sacco di 2, di 3, 3,1, 2,8, quelle l'hanno sentite tutte anche perché la profondità è 7, 8, massimo 10 km, quindi sicuramente al 100% queste qua di 2, da 2 in poi vengono sentite dalla popolazione. Poi questa di 1,5, vabbè, queste qua 0,8, 1,1, queste qua nessuno le sente a parte diciamo l'INGV. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti, quindi massima attenzione in Toscana, a Barberino del Mugello. Quindi sì, sì, è molto superficiale, questo è il problema, 7, massimo 10 km. Massima attenzione ragazzi, chi abita da quelle parti, quindi vedete, state con gli occhi aperti, quindi non si può sapere. Tante volte passa, tante volte no, comunque meglio stare vigili, non dare rette. Come dico sempre, fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio. Ciao Avvocatella, ciao Livio, ciao a tutti ragazzi.